Il presidente della provincia di Nuoro, Roberto De Riu, dopo 2 mesi di impasse per lo scontro tra PD e PSI per la vicenda dell'assessore socialista Ivo Carboni, stamattina ha rotto gli indugi e ha presentato la nuova giunta provinciale. Si tratta della stessa squadra che era in carica fino all'azzeramento di un mese fa, con un'unica eccezione. Manca l'assessore all'ambiente Ivo Carboni. La delega è stata attribuita ad un esponente indipendente, Marco Murgia, in attesa che i partiti che hanno litigato trovino un accordo. Infatti il presidente De Riu, come spiega una nota, ha varato l'esecutivo con l'investitura dei gruppi consigliari che gli hanno chiesto di costituire immediatamente la giunta poiché non si è giunti ad una condivisione delle indicazioni dei partiti. La giunta risulta così composta. Oltre al presidente De Riu ne fanno parte Mario Cosimo Stara, vicepresidente con delega all'agricoltura, Michele Ruio, assessore alle risorse umane e finanziarie, Paolo Porco, assessore all'urbanistica e trasporti, Franco Corosu, infrastrutture e protezione civile, Giuseppe De Sena, assessore al lavoro, alle politiche sociali e all'immigrazione, Costantino Tidu, pubblica istruzione, edilizia scolastica, commercio e artigianato, Gianfranca Loggias, delega alla cultura, allo spettacolo e al turismo, Marco Murgia, delega all'ambiente, l'energia, la polizia provinciale, l'industria e la programmazione. Queste deleghe, nelle more di nuove indicazioni dei partiti che dovranno essere a loro volta unanimemente condivise dai gruppi, conclude la nota, sono state affidate ad un assessore indipendente. Resta da valutare la reazione dei partiti dal PD al PSI, senza dimenticare l'IDV che non riconosce più Cosimo Stara come un proprio rappresentante in giunta.